Allora, eccoci rientrati in studio. Allora, come dicevo, oggi siamo andati all'ARPAV, abbiamo incontrato Vincenzo Restaino, che è il direttore del Dipartimento ARPAV di Padova e Rovigo e che fa parte anche della Commissione regionale FAS. Allora, con lui abbiamo cercato un po' di capire qual è la situazione e cosa si sta facendo. Sentiamolo. È una situazione che parte dal maggio-giugno 2013. ARPAV è stata interessata alla questione sin dall'inizio e ha messo in atto tutta una serie di azioni per identificare, come peraltro richiesto dal Ministero, la fonte principale della contaminazione, fonte che è ben nota e che risiede nell'azienda Miteni. L'attività è stata proseguita successivamente per verificare il livello di contaminazione della falda interessata e il livello di contaminazione dei corsi d'acqua. Questi valori sono stati poi riportati successivamente all'interno, diciamo, di quelle che sono una serie di documentazioni che ARPAV ha naturalmente messo a disposizione di tutta la popolazione. Direi che da questo punto di vista oggi abbiamo una situazione che dal punto ambientale è abbastanza sotto controllo, nel senso che noi conosciamo perfettamente qual è il plum della contaminazione nella zona alta, dobbiamo ancora fare degli approfondimenti nella zona bassa, dei punti interrogativi su cui dovremo svolgere delle attività ulteriori di approfondimento. I cittadini possono verificare e vedere i risultati dei controlli e delle relazioni di elaborazione nella massima trasparenza, sono tutti disponibili sul sito dell'ARPAV. Allo stato attuale, come controlli svolti dalle ARPAV e dalle ULSS in pieno accordo, siamo intorno ai 1800-2000 controlli. Sono stati svolti anche controlli da parte dei privati e siamo intorno al valore di 800 circa controlli svolti a suo tempo. Il sistema è stato messo in accordo con la sanità e con l'ambiente sotto controllo sin dai primi mesi. I dati che a me risultano allo stato attuale sono più che confortanti, quindi non ci sono particolari problemi per quanto riguarda l'acqua che viene servita al cittadino. Gli acquedotti sono sicuri da questo punto di vista, qua il sistema di distribuzione rispetta quelli che sono i limiti di performance identificati dall'Istituto Superiore di Sanità. Ecco, allora l'ARPAV sta monitorando, lei sta facendo un lavoro importante, l'ARPAV. Certo. Noi infatti anche mettendo a disposizione di tutti i dati in rete. Infatti noi abbiamo utilizzato anche i loro dati che sono sul sito e il monitoraggio completo di ogni anno è stato fatto in maniera egregia e confermo quello che ha detto il direttore di ARPAV. Però vorrei aggiungere una cosa, sì, che queste sostanze purtroppo sono entrate nella catena alimentare e i dati ce li hanno forniti proprio la Regione Veneto, il monitoraggio è stato fatto nel 2014 e nel 2015 e su tutta la catena alimentare, quindi uova, vegetali, foraggio, animali di allevamento, ecco, e dove principalmente? Sull'area, sul plume. Il famoso plume, che è l'area maggiore di contaminazione, che si estende per 35 km, diciamo da Trissino, dalla Miteni verso sud, passando per Colonia Veneta, interessa anche Montagnana e Urbana fino a dovremmo avere la cartina, visto che ne sta parlando, dovremmo avere la cartina, però questa qui dell'ARPAV magari non è proprio nitidissima per le zone, diciamo, evidenziate. Punti di domanda degli studi. Esattamente. Infatti vedete che arriva fino giù dove c'è l'ultimo punto di domanda e siamo in provincia di Padova. Ecco, questo è il plume maggiore della contaminazione, dopodiché manca la sovrapposizione del bacino Fratta-Gorzone, che è stato fatto vedere all'inizio da voi, sì, che raggiunge quindi anche la provincia di Rovigo, arriviamo fino al mare. E a Punta Fratta-Gorzone confiniamo anche con la provincia di Venezia, quindi se vogliamo essere precisi investe quasi tutte le province, esclusa Treviso e Belluno. Ecco. Lì si vede anche la contaminazione verso est praticamente
verso Vicenza, che adesso è per 18 km, quindi quel braccino che voi vedete lì sono 18 km, quello invece verso sud-sud-est sono 35 km. E nel braccio a nord, quello verso est, c'è anche un problema di risorgive, credo, no? Esatto, lì c'è il punto di ricarica delle risorgive, quindi delle falde. Quindi dalla falda l'acqua risale in superficie. È un punto delicatissimo. E quindi può rientrare poi Diciamo, per spiegarci bene, che la Miteni a Trissino sta a nord della linea delle risorgive, ok? La linea delle risorgive investe un po' la loro zona, Montecchio Maggiore, Sarego, eccetera. Poi scendiamo, siamo ancora in falda di Amisano, quel famoso sistema di multifalde, che a seconda di come si sono mosse le sostanze inquinanti hanno invaso alcune falde dove poi i pozzi sono stati chiusi, 61 pozzi. E peraltro c'è da dire che il CVS, il gestore delle acque, che ha sede peraltro a Monselice e che serve tantissimi comuni, ha 2 pozzi che ha dovuto chiudere adesso, Monticello 1 e Monticello 2, proprio al comune di Sarego. E questo è un dato gravissimo. E questi sono pozzi privati? Pozzi di acqua potabile, potabile, che forniscono tutti i cittadini, quindi questo è un dato gravissimo, questo è proprio un disastro ambientale. E il CVS ha dovuto, io qua proprio ho i dati, perché ci siamo visti 20 giorni fa, quando stavo elaborando l'ultima perizia da depositare in procura, che appunto poi ci dirà Jacopo Berti. Certo, adesso parliamo anche di questo oggi. Certo. E che quindi è entrato in catena alimentare e che superano i limiti. I limiti USA EPA 2013, che sono quelli riconosciuti anche peraltro dall'Istituto Superiore della Sanità, ed è una normativa, e quindi qui stiamo superando i limiti di legge in catena alimentare e anche nelle acque superficiali. Per le acque potabili è vero che la normativa, la 2001, non aveva ancora contemplato il valore limite nelle acque potabili. E quindi, volevo specificare una cosa a proposito dei 2 pozzi citati. Ecco, sì, in realtà questo pozzo è stato sempre tenuto sotto controllo dal CVS, il problema era il costo dei filtri che dovevano essere sostituiti con una frequenza molto alta e quindi era molto costoso, e di conseguenza è stato deciso di abbandonarlo perché aveva i livelli più alti, e abbiamo tenuto il pozzo più buono, diciamo, quello meno, con la presenza minore di queste sostanze, che è quello di Meledo, ecco, che adesso servirà praticamente 3/4 del paese. Certo, ecco, stiamo parlando di carboni, di filtri, professor Conte, si sta facendo qualcosa per cercare anche delle alternative a queste soluzioni, quindi per riuscire a, tra virgolette, catturare queste sostanze? Sì, allora diciamo che attualmente il metodo in uso è quello, perché è già pronto, diciamo, è l'utilizzo dei carboni attivi. E questo serve per, diciamo, per quanto riguarda gli acquedotti o per quanto riguarda i pozzi, chiaramente, ma non per gli acquedotti, i pozzi, non per le falde. Ecco, poi eventualmente parleremo. Purtroppo però il tempo di vita dei carboni attivi con questi prodotti si riduce a qualche mese, per cui i costi sono particolarmente elevati. In più aggiungiamo che qualche anno fa erano considerati più sicuri i composti fluorurati, che invece che avere la catena a 8 atomi di carbonio avevano la catena a 4 atomi di carbonio, come l'acido perfluorobutanoico o perfluorobutansolfonico. Questi sono trattenuti più difficilmente, dopo poco tempo se ne vanno. Allora noi abbiamo fatto delle proposte, le ho fatto io, come dicevo, col Centro Veneto Servizi, abbiamo montato un piccolissimo impianto 2 anni fa a Monticello, perché c'erano 1000 nanogrammi, quindi, insomma, e quindi volevamo averne una certa quantità e tentare di utilizzare delle resine nuove a scambio ionico, che potrebbe essere un modo alternativo e che presenta dei vantaggi. Il terzo metodo è l'osmosi inversa, quindi le membrane, però quelle sono costosissime, quindi è impensabile. Abbiamo montato adesso un impiantino più grosso a Brendola con acque del Chiampo, e abbiamo anche uno studente che sta facendo la sua tesi di laurea sull'argomento, e abbiamo già fatto anche un'altra tesi di laurea, per cui diciamo 3 sono i metodi, però questo con le resine, quello con il carbone poi bisogna rigenerarlo, smaltire quello che va via.
Qui invece la rigenerazione si potrebbe fare in loco, però poi abbiamo le soluzioni utilizzate per rigenerare che devono essere smaltite, perché insomma sappiamo che c'è una funzione termodinamica, io dico sempre queste cose, no? Che è l'entropia, che misura lo stato di disordine dell'universo, no? È inimmaginabile che ci siano processi che vanno verso uno stato di ordine, vanno soltanto verso uno stato di disordine, insomma non c'è niente da fare. Quello che noi possiamo fare come collettività è quello di stare attenti, insomma, perché pensate, il fatto che c'è Miteni, che io ho lavorato per Miteni su questi prodotti da tanti anni, insomma, presso l'istituto, presso la mia facoltà c'è un laboratorio sulla chimica del fluoro. In Svezia hanno il problema e non hanno impianti che producono composti fluorurati. Per cui non possiamo neanche accanirci, sicuramente questo ha contribuito, ma gli utilizzi sono i più, ho detto prima come battuta, i cellulari, quindi le batterie, ma vengono usati anche per gli interventi di distacco della retina e prodotti fluorurati, insomma li utilizziamo in cosmesi, vengono utilizzati dappertutto. Quindi... Carta oleata. Certo, allora Luigi Lazzaro e Jacopo Berti, allora, voi come Lega Ambiente avete lanciato una petizione, se non sbaglio, no? State facendo una raccolta di firme, cosa volete fare con questo? Sì, intanto mi viene una battuta, scusate, sì, ma, prego. Diciamo, no, il mondo è globalizzato, le produzioni sono all'estero, però l'acqua inquinata ce l'abbiamo, ce l'hanno 400.000 cittadini veneti e quindi ci facciamo i conti. E un'altra cosa che mi viene da dire, insomma, che più che sicuramente Veneto, come avete titolato voi, Terra dei Fuochi, no? Evoca un po' un ricordo rispetto a quello che è un sistema anche un po' più complesso, insomma, certo. Ma io ai veneti direi piuttosto attenti che navighiamo in cattive acque, veramente cattive. Ci navighiamo perché sono acque che 400.000 veneti devono approvvigionarsi e ci devono bere. Siamo contenti che oggi i risultati siano positivi, quindi non ci siano superamento dei limiti. Resta il vincolo dei costi che, ha bene detto il sindaco, arrivano nelle tasche dei cittadini, e quindi già questo è un danno che ci fa ondeggiare la barca, insomma, cominciamo a pagare di più, a sentire il peso economico di un danno ambientale. Perdiamo una risorsa importante, ricordo l'acqua bene primario, insomma non possiamo farne a meno. Certo, possiamo trovare soluzioni, trovare un altro approvvigionamento, spostare la presa dell'acquedotto, e questo è uno dei punti forti della nostra petizione che abbiamo lanciato. L'altro è quello proprio dell'introduzione dei limiti legislativi, e quindi ci sia una presa di posizione netta, e per questo ci rivolgiamo ai parlamentari, a chi sta al governo, alla politica, perché sia da livello regionale, cosa che abbiamo capito dopo il Consiglio straordinario, che fortunatamente è stato chiesto e ottenuto da 20 consiglieri, quindi insomma un riconoscimento di un vero problema. Ora gli impegni sono seri da parte della Regione, o almeno questo impegno è stato preso, di ragionare seriamente sul problema. Noi ci aspettiamo che questa petizione, che si trova digitando Basta FAS con la P davanti, insomma abbiamo capito, sì. E si trova, insomma, ecco online questa petizione, che è la stessa che sta girando sui territori da diversi mesi, che è la stessa che questa domenica con il No Fast Day va in piazza non ricordo, ma sono una decina i comuni che proprio come comuni hanno preso in carico le petizioni da far firmare ai cittadini, insieme alle associazioni e al coordinamento Acque Libere da FAS, che è come dire, la prima spinta che è arrivata dai territori, perché altro motivo per cui navighiamo in cattive acque sono cattive acque sociali. La tensione sociale di quello che Tirapelli diceva bene prima non è certo più un allarme, ma è un'emergenza concreta. In un'emergenza l'allarme sociale incide, e quindi produzioni agricole, insomma abbiamo ben toccato tutti gli argomenti e tutto quello che tocca le economie e le produzioni anche del territorio. In Veneto produciamo prodotti che vanno anche fuori dal Veneto, quindi mica li compriamo solo noi. Dobbiamo stare molto attenti e affrontare soprattutto il disinquinamento, secondo noi, oltre all'aspetto, come dire, di chi inquina paga, evidentemente, ma disinquinamento, prossimo passo forte su cui incidere. Certo. Jacopo Berti, voi invece stamattina si diceva l'esposto. Allora vorrei Di Maio a Vicenza, avete avuto una giornata molto intensa, vorrei ricostruire anche quello che è stato fatto, e partendo proprio dal concetto fondante di questa nuova legge sull'ecoreato, che è chi inquina paga. Però anche chi sta zitto deve pagare. E perché dico questo? Perché abbiamo parlato appena adesso di un mancato controllo da parte sui cibi,
su quella che è la catena alimentare. E perché parlo tranquillamente di mancato controllo? Ma perché sono emersi addirittura dei verbali di una commissione tecnica regionale dove hanno dichiarato i tecnici che dovevano controllare tutta la catena alimentare, quindi tutti gli alimenti, dicendo che i controlli fatti non sono serviti a nulla, si prestano a strumentalizzazioni e che pertanto la situazione alimentare non è sotto controllo. Noi leggendo questo, e purtroppo mi devo accodare anch'io al fatto di dire l'abbiamo letto mezzo stampa, perché non lo sapevamo noi, nonostante siano questioni regionali e noi siamo consiglieri regionali, non lo sapevamo, l'abbiamo dovuto sapere dalla stampa e quindi immediatamente condividendo, e questo è stato anche un bel momento politico, questa battaglia con altre forze politiche l'abbiamo portata. Cosa abbiamo fatto però? Dicevamo un anno fa un esposto contro la Miteni, però ci hanno detto no, manca il reato, dovete fare altro. Allora abbiamo chiesto al TAR immediatamente di introdurre i limiti e abbiamo chiesto al Presidente della Repubblica di riportare indietro, di riabbassare questi valori. Stamattina abbiamo fatto un esposto 2 settimane fa contro questi dirigenti di cui ho appena parlato, che dicono la situazione è sotto controllo, ma d'altronde cosa ci volete fare? I controlli sono stati fatti e non sono serviti a nulla. No, caspita, sei pagato lì, sei lì apposta per questo è mancato controllo, è il tuo lavoro. Oggi abbiamo fatto un ulteriore passo con Luigi Di Maio, che ha già firmato la richiesta del Presidente della Repubblica, è venuto oggi di persona, siamo andati alla Procura di Vicenza e con un lavoro condiviso, di cui ringrazio anche molti dei qui presenti, siamo andati a chiedere immediatamente che venga portata avanti un'azione nei confronti dell'azienda, nei confronti di questa Miteni, perché ad oggi non sono stati presi né aperto un fascicolo né tantomeno prese delle azioni. Quindi noi chiediamo che ci siano delle responsabilità sia politiche sia delle responsabilità tecniche, quindi di questa azienda, perché ad oggi se no nessuno fa niente, ci dicono buoni, faremo, diremo, ma intanto non si sta facendo. Ad oggi il Movimento 5 Stelle ed altri consiglieri di altre forze politiche si stanno muovendo in maniera forte e concreta. Noi l'abbiamo fatto già con 4 azioni legali e lo facciamo nella nostra parte politica. Poi ci sono le associazioni ambientaliste che lavorano in sensibilizzazione dei cittadini e quindi ne siamo grati. Abbiamo i tecnici e i professionisti che lo fanno altrettanto, trovando poi la parte tecnica. Noi convogliamo questo lavoro e ne diamo un effetto pratico ed immediato per garantire al cittadino di poter avere un'acqua pulita e potabile. Certo. Maria Lecis, le conseguenze quali sono? Lei che fa parte dell'Associazione Medici per l'Ambiente, allora, quali possono essere? Io non sono un medico. Noi abbiamo preparato anche degli schemi per alcune grafiche. Allora, intanto per vedere. Sono state riconosciute quali sostanze tossiche e persistenti e bioaccumulabili. Vuol dire che non riusciamo a liberarle dall'organismo. Ci sono alcune sostanze tossiche che invece riusciamo ad emettere nel tempo, queste invece si bioaccumulano. Quindi adesso noi qui abbiamo indicato alcune possibili... Sono sostanze neurotossiche interferenti con gli ormoni e entrano anche negli organi, quindi si accumulano nel cervello, nel fegato, nei reni, cioè negli organi praticamente vitali. E il FOS, quello a catena lunga, è stato riconosciuto dallo IARC, che è praticamente il sistema mondiale che riconosce le sostanze cancerogene, ad esempio l'amianto, per fare un esempio il cromo esavalente, eccetera. Stanno studiando adesso tutte le altre sostanze anche e quali potenziali cancerogene anche per l'uomo. Gli studi stanno andando avanti, io ringrazio la dottoressa Bolgan che collabora con noi, che peraltro anche collabora con la Procura di Padova, che ha fatto un'ottima relazione sulla tossicità di queste sostanze e che sta attendendo gli ultimi studi e mi diceva che adesso a breve lo IARC dovrebbe esprimersi proprio su questi studi, perché ha fatto dei monitoraggi a livello umano, perché alcuni studi erano stati fatti solo sugli animali, invece adesso anche a livello umano, quindi insomma ci sarà una risposta. Pensiamo anche dell'amianto che non si sapeva nulla e poi improvvisamente, cioè non improvvisamente, insomma abbiamo scoperto che era una sostanza che causava il cancro, quindi... Certo. Professor Conte, la differenza tra le molecole lunghe e quelle corte, la permanenza ha qualche esperienza in proposito? È legata tutto al fatto, lo sottolineo questo
per chi ci ascolta, per noi tutti, insomma, che i dati di tossicità sono quasi tutti relativi a cavie di laboratorio, soprattutto topi, e quindi hanno un comportamento che è diverso. Ci sono anche degli studi sull'uomo, ma sono in quantità molto inferiore. Per quello che ne so io, se ci sono altri dati mi vengono forniti e volentieri me li leggerò, quindi non ho nessuna, sono aperto a tutte queste cose. E si è visto che nell'eliminazione di questi composti dagli organismi, e anche qualche studio fatto nell'uomo, vengono eliminati più facilmente i C4 piuttosto che i C8, però sono ancora dati che non sono suffragati da qualcosa di più sostanzioso. Cioè, io vedo qui delle cose, può anche essere, so che è il rene che li elimina, ma so anche che c'è una tendenza da parte del rene di riassorbirli, alcuni di questi, quindi riportarli, tenta di eliminarli e poi li riporta in ciclo. E la tossicità non è comunque legata al fatto che la molecola sia spaccata, perché la molecola non si spacca. Sono altri meccanismi complessi che devono essere studiati e sviscerati. Certo. Lazzaro, si spinge anche per magari un'indagine epidemiologica in questo senso da fare? Beh, in realtà sicuramente ci sono molti studi da fare in più, ha ragione, e infatti anche l'Istituto Superiore di Sanità a breve dovrebbe avere pronti i risultati del biomonitoraggio fatto sulla popolazione. Ovviamente è un campione ancora piccolo, non sufficiente, è evidente che vanno aumentati i controlli anche sulle produzioni, perché certo alcuni controlli sono stati fatti, ma ne mancano molti altri, ad esempio i cereali e i legumi che non sono stati verificati. Noi spingiamo e abbiamo chiesto, infatti ci tengo a sottolineare anche il fatto che alla Regione noi abbiamo espresso al Presidente Ciambetti del Consiglio regionale, che ci ha ricevuto prima del Consiglio stesso straordinario, abbiamo fatto 7 richieste che sono essenzialmente le richieste del territorio, le richieste concordate con i sindaci maggiormente coinvolti, che prevedono proprio anche questo aspetto, cioè quello di chiedere un costante e un aumento dei monitoraggi e della popolazione e delle produzioni animali. Oggi già comparando gli studi, e su questo io ringrazio ISDE in particolare con 2 medici, Vincenzo Cordiano e Edoardo Bai, che hanno prodotto e elaborato comparazioni tra numeri esistenti, perché basta chiedere alle ASL e avere il registro tumori e comparare con la presenza invece appunto del tipo di inquinante, e anche in questi studi una prima parte è stata realizzata e presentata, magari come dire, il caso appunto è montato negli anni, e noi nel primo esposto, prima serata pool l'esposto del 2014 e poi incontri nel febbraio di quell'anno, e già lì si presentavano le comparazioni, evidentemente la platea, parlo di Colonia Veneta, le prime serate mi ricordo il teatro riempito per capire, cominciare a comprendere il problema, che poi invece si è protratto. Io credo invece che bene è stato fatto di mettere l'attenzione fortemente in questi giorni su questa emergenza, perché o controlliamo seriamente o facciamo in modo che il cittadino sia sicuro di dove vive, di dove mangia, di dove beve, di dove compra il cibo e che cibo compra, perché è fondamentale, oppure rischiamo di continuare a galleggiare sapendo che tutto quello che facciamo inquina, lo sappiamo bene che tutto quello che facciamo inquina, stiamo cercando di convergere in un'economia che non sia più di questo genere. La stessa Italia, la stessa Regione Veneto comincia a incidere e a investire sui temi delle rinnovabili, del risparmio energetico, del miglioramento ambientale, perché l'ambiente è al centro. Abbiamo firmato il protocollo di Kyoto, scusate, abbiamo firmato a Parigi un accordo vincolante, prevede degli obiettivi, prevede di uscire anche da un certo tipo di modello produttivo che non è più adeguato. Allora, certo la petizione, certo le richieste, anche attenzione alle produzioni e alle autorizzazioni che diamo nei nostri territori, perché queste dipendono, per le industrie che vengono a produrre, dipendono evidentemente dalla regione in primo luogo. Certo. Avvocato, cosa ne pensa dell'intervento prima del professor Casen, che diceva che non dovrebbero essere responsabili solo chi diciamo così, produce in prima persona, ma anche chi poi li trasforma, li utilizza in seconda battuta?
Ma insomma è cioè di responsabilizzare tutta la catena sostanzialmente. Ma è un'osservazione, una valutazione che trovo assolutamente corretta e puntuale. È chiaro che un'assunzione di responsabilità personale, morale, va fatta da parte di tutti, di chi produce, da parte della popolazione, da parte di chi deve o dovrebbe sorvegliare, diciamo, sulle ricadute di queste attività pericolose, perché poi forse si hanno delle difficoltà come dire, a vedere in prospettiva quello che potrebbe capitare. Prima la dottoressa Leci faceva riferimento ai danni da amianto. Noi abbiamo assistito a un processo per omicidio colposo plurimo celebrato poco tempo fa, che faceva riferimento a dei casi di mesotelioma risalenti agli anni 70-80. Noi abbiamo potuto vedere direttamente i drammi umani a distanza di 10 e 20 anni, cioè non so se ci si possa rendere conto, sentire parlare in tribunale dei figli che non hanno avuto il padre perché è strappato dalla malattia, dei veri e propri drammi umani, e sono dei profili che dovremmo ben tenere presente e quindi vedere questi problemi qua attraverso uno spettro a medio e lungo termine, e pensare a questi drammi appunto quando si fanno questo tipo di ragionamenti. Quindi un'assunzione di responsabilità va fatta assolutamente da parte di tutti, ciascuno nel proprio ruolo, assolutamente sì. Certo. Professor Casen, una responsabilità, quindi assumersi le proprie responsabilità e pensare, tra virgolette, si usa sempre spesso il termine per il bene comune. Sì, allora c'è un problema che non riusciamo mai a quagliare, diciamo il costo economico col costo ecologico. Quindi compriamo dei prodotti che sono altamente inquinanti, che poi per smaltirli avranno un costo notevole, che ricade comunque su tutti indifferentemente. Invece, per esempio, doveva ricadere esattamente quello che compra quel prodotto che comunque è stato fatto con materiali inquinanti, che dovrebbe costare di più, e quindi proporzionalmente doveva ricadere sul costo del prodotto e non genericamente su tutti, perché se al Polo Nord, io ricordo il famoso contro le zanzare, dopo la guerra venne fuori il DDT, no? Presero paura quando scoprirono che il DDT si accumulava nelle foche, nei trichechi, negli orsi bianchi, perché il ciclo riproduttivo, il ciclo vitale, quindi finiva sicuramente al Polo Nord, e quindi lì si accumulava la massima concentrazione e fu abolito, perché non si sapeva che questo salvava da tante malattie portate dalle zanzare, per cui era estremamente utile, ma poi era dannoso a lungo termine. Ormai questa esperienza l'abbiamo accumulata. Allora, uno deve autocertificare la propria produzione, la catena produttiva, non il prodotto finale, perché magari il prodotto finale è buono ma ha creato un inquinamento che è mostruoso, no? Allora, e quindi deve autocertificarsi ed essere già responsabile al momento in cui inizia la produzione, con questa autocertificazione. Ma mi pare che adesso mi ha suggerito che esiste il regolamento di REACH. Vuole parlare lei, perché io l'ho cercato ma non sono riuscito ancora a trovare questo. C'è un regolamento europeo sulla commercializzazione dei prodotti, dei composti chimici, no? Quindi per ogni composto che viene importato, che viene prodotto e quindi poi venduto, ci vuole una scheda di sicurezza con degli studi relativi alla tossicità, alla capacità di essere degradato e a tutte queste cose, insomma, ecco. Per cui è un regolamento che è in vigore solo da qualche anno, è stato anche ritardato il termine perché venga applicato, perché pesava notevolmente dal punto di vista economico per le aziende, no? Però adesso c'è, quindi credo sia un passo significativo anche nella direzione che diceva il professor. Sì, poi il costo economico e il costo ecologico non vanno mai d'accordo, invece dobbiamo cercare che si sovrappongano queste due cose, perché noi abbiamo un'economia che è esagerata, c'è un accumulo di ricchezza che è mostruoso,
Quindi l'uso da parte di taluni che è smodato, si può sperperare energia, si può sperperare l'uso di prodotti altamente tossici, che per arrivare ad averli si crea tossicità, e poi alla fine il costo è sempre molto basso, quindi viene ridistribuito e creiamo invece delle patologie, che poi per curare queste patologie bisogna a nostra volta creare una catena di riparazione, quindi vengono coinvolte le USL, vengono coinvolte tutti, per andare a rimediare una cosa che dovrebbe essere già attenzionata, già controllata all'origine, perché abbiamo questa industria che può fare qualsiasi cosa. Poi successivamente ce ne accorgiamo e facciamo. E non può passare il discorso, siccome non sapevamo, ormai è così, siccome noi l'amianto non sapevamo cosa fosse, quindi non possiamo incolpare quelli che a suo tempo hanno inquinato, eccetera, eccetera. No? A questo punto, prima di cominciare a lavorare quel determinato prodotto, devi avere uno standard di produzione e di controllo che ti autocertifichi, lo presenti come fanno le ditte farmaceutiche a un ministero che ti autorizza, poi ovviamente se si scopriranno degli effetti collaterali non prevedibili, allora naturalmente si interverrà successivamente, non si può tutto sapere a priori. Io parlo per esempio del fenomeno della focomelia. Negli anni 60 uscì un farmaco molto semplice, faceva passare mal di testa, il talidomide. E mi pare che il produttore fosse la Bayer, e naturalmente era un farmaco fantastico. Però non si era riusciti a capire gli effetti, si cominciarono a capire gli effetti quando nascevano i bambini senza braccia, senza gambe, e quindi questo interveniva, cioè influiva sulla crescita del feto. E questo fu bloccato, ma ebbe un costo notevole nei confronti della casa farmaceutica. Perché questo non avviene invece nella fabbrica di pentole? Che differenza c'è? Cioè, questo è il punto, cioè non possiamo fare due cose. Le produzioni industriali generiche sono salve, le case farmaceutiche invece sono responsabili. Non è così. Ormai sappiamo che l'industria comunque inquina e comunque deve mantenere un livello delle caratteristiche particolari per cui un certo limite di tutela, di autotutela deve averlo. Benissimo, dobbiamo andare in pubblicità, abbiamo molti telespettatori che si sono prenotati per intervenire, 2 minuti di pubblicità, torniamo subito.